Allarme aule e scuole sporche in alcuni comuni del Veneziano. A lanciarlo docenti e genitori che dal 20 dicembre non hanno più visto personale impiegato nella pulizia della scuola. A seguito dei tagli imposti dalla Spending Review, la Manutencoop, azienda che ha vinto l'appalto in 70 scuole di città e provincia di Venezia, ha comunicato una riduzione del personale e tagli degli orari che in alcuni casi hanno raggiunto l'80%. Nelle scuole inoltre non sono ancora arrivati guanti, scope e detergenti per la pulizia. Così l'offerta economica più vantaggiosa proposta dalla Manutencoop e accettata dal Ministero dell'Istruzione si sta traducendo in condizioni inaccettabili per tutti gli alunni, come per il figlio di Francesco Dal Corso che frequenta la scuola elementare Santa Barbara di Mestre. Francesco, da genitore preoccupato, ha deciso di reagire lanciando una provocazione, una foto postata su Facebook di suo figlio con in mano scopa, straccio e spray detergente. Al ritorno dalle vacanze abbiamo scoperto che le scuole non sono più state pulite, le maestre ci informano che c'è una situazione molto difficile a seguito dei tagli introdotti dalla Spending Review del Ministero dell'Istruzione. L'azienda che ha vinto l'appalto ha comunicato una riduzione del personale che nella nostra provincia potrebbe arrivare anche all'80%. Il nuovo appalto riguarda 3 regioni, quindi solo in provincia di Venezia sono interessati a quanto pare 5.000 operatori delle pulizie. Il prefetto non si è ancora mosso, speriamo lo faccia presto perché diversamente le ASL saranno costrette a chiudere la scuola. Noi siamo molto preoccupati perché in classe con mio figlio ci sono dei bambini che hanno problemi respiratori e quindi puoi immaginare che la classe non pulita, oltre a un fatto igienico, evidentemente comincia anche a diventare un fatto sanitario.